Non si fermano i furti nella Marca, da Preganziola a Silea, da Roncade a Mogliano. Proprio qui nel fine settimana 2 i colpi messi a segno nella notte tra sabato e domenica. Nel mirino dei banditi il bar dell'Hotel La Meridiana e il ristorante al Bacareto. Nel primo caso i malviventi a volto coperto, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza in soli 5 minuti, sono riusciti a forzare la porta d'ingresso, ad entrare arraffando un mixer audio, diverse bottiglie di liquore e altro materiale per un bottino di circa 4.000 euro per poi fuggire. Nella stessa notte, a pochi chilometri di distanza, sempre sul terraglio, ad essere svaligiato, il ristorante al Baccaretto. Anche qui i banditi hanno forzato una porta e una volta dentro hanno messo a soqquadro la stanza, scappando con il fondo cassa e alcune bottiglie di vino. Si allunga così la già lunga lista ormai quotidiana di episodi tentati o portati a termine nella Marca. Abitazioni, negozi, aziende, ristoranti e bar, come in questi ultimi episodi, nessuno viene risparmiato. Intanto dalla settimana prossima prenderà il via il servizio di vigilanza privata autofinanziato dai cittadini. Si concretizza dunque l'idea lanciata dal gruppo Facebook Furti in Corso. Per adesso partiremo già con il comune di Roncade, compreso delle frazioni di San Cipriano, Roncade Centro e Biancade, e Silea, compreso sempre Cendon, Sant'Elena e Silea stessa. Si svolgerà per quanto riguarda il servizio notturno con 2 passaggi dell'agente di vigilanza con una guardia giurata e un passaggio anche, siamo riusciti, in diurno dalle 5:30 alle 8:30, 9 di questa guardia qui. Passerà a passo d'uomo per tutte le vie, controllerà con i fari e con i loro strumenti se ci sono delle persone che possono violare le nostre proprietà private. 250 le persone che al momento hanno aderito nei comuni di Silea e Roncade con una spesa cittadino di 11 euro al mese, ma il servizio di vigilanza privata con il sistema dell'autofinanziamento a breve dovrebbe partire anche a San Biagio e Carbonera, mentre in questi ultimi giorni stanno arrivando richieste dalle frazioni di Preganziol.